Nonostante una riduzione della produzione dovuta a condizioni meteorologiche avverse, l'annata agraria 2024 in Veneto conta un incremento del fatturato agricolo del 2,5%, pari a 7,9 miliardi di euro. Questo l'andamento reso noto da Veneto Agricoltura e Regione del Veneto. Dobbiamo dire innanzitutto che abbiamo una produzione agricola 2024 positiva, con una crescita del 2,5% e il valore che sfiora quasi gli 8 miliardi. Ovviamente è stata un'annata comunque difficile per quanto riguarda l'aspetto climatico, ma abbiamo avuto un aumento delle produzioni, in alcuni casi non compensato dall'aumento del prezzo. Penso per esempio alle erbacee, quindi frumento, mais, orzo, mentre per altri tipi di culture, oltre a un aumento della produzione, abbiamo avuto un aumento anche del valore, penso al vino, all'olio e altre culture di questo tipo. Ed è un comparto fondamentale quello agricolo che, considerati i dati emersi in un'annata difficile, dimostra come ci si stia attrezzando per affrontare i cambiamenti climatici. Per l'agricoltura è fondamentale riuscire a fare delle politiche per l'adeguamento al cambiamento climatico. Non è più in discussione, non importa la motivazione, noi come agricoltori subiamo il cambiamento climatico. Allora un anno non abbiamo acqua, un anno ce n'è troppa, lo avete visto tutti, l'agricoltura in Veneto sta facendo vedere che riesce ad adeguarsi. Tuttavia il saldo della bilancia commerciale con l'estero continua ad essere negativo, ma più che dimezzato rispetto allo stesso periodo del 2023, un risultato che si è generato in virtù di una crescita delle importazioni. Sì, quest'anno la bilancia commerciale veneta è stata tutto sommato positiva, un disavanzo veramente molto, molto lieve. Le importazioni si sono equiparate con le esportazioni, però importiamo molto più di quello che esportiamo. Nelle importazioni abbiamo avuto un aumento di quasi 7%, 7,5%, le esportazioni sono aumentate solo del 3%. Importiamo latte, latticini, derivati del latte, anche se quest'anno il settore, proprio il comparto latte ha avuto una diminuzione del 2,5% nei consumi, quindi insomma è un settore che nonostante appunto il trend abbastanza stabile sta avendo delle difficoltà dal lato del consumo. Un comparto che registra oltre 58.000 aziende nella regione e un'inflessione del 13% degli occupati agricoli. Tuttavia le criticità climatiche non sono le uniche a preoccupare, sono anche le patologie animali virali. Dobbiamo sempre essere allerta, noi non possiamo far finta di niente, intorno a noi sta succedendo determinate cose, come ha detto l'assessore secondo me giustamente, il Veneto si sta attrezzando come se avvenisse il peggio, lo dobbiamo sempre fare e l'agricoltore l'ha sempre fatto, l'allevatore l'ha sempre fatto, siamo abituati a questo, non ci lasciamo dire, non possiamo dire da noi non succede. Può succedere e quindi ci dobbiamo attrezzare e lo stanno facendo.